Cleofa camminava lentamente sulla strada che portava a Emmaus insieme al suo amico. Il sole era già basso e il cielo si tingeva di colori caldi, ma nel suo cuore non c'era alcun calore. I due parlavano a bassa voce, con il cuore pesante, ripensando a ciò che era accaduto nei giorni precedenti. La speranza che li aveva accompagnati per tanto tempo sembrava ormai svanita. Cleofa sentiva una grande tristezza. Noi pensavamo fosse lui, il Salvatore. Eravamo sicuri che avrebbe liberato il nostro popolo, disse al suo compagno. Eppure sono già passati 3 giorni e nulla è cambiato. Lui non è qui. Le sue parole si spezzarono a metà, come se parlare del proprio dolore lo rendesse ancora più reale. Mentre camminavano, uno sconosciuto si avvicinò e si unì al loro passo. Non lo riconobbero subito, forse perché i loro occhi erano appesantiti dalla tristezza, o forse perché il loro cuore era troppo chiuso per sperare ancora. Lo straniero, con una voce calma e profonda, iniziò a parlare con loro. Chiese cosa li preoccupasse così tanto. Cleofa, con il cuore pieno di amarezza, gli raccontò tutto ciò che era successo. Parlò di quel profeta che avevano seguito con tanto amore e di come le loro speranze fossero crollate quando era stato messo a morte. Pensavamo fosse lui il Salvatore, colui che avrebbe portato libertà e pace. Ma ora tutto è finito. Mentre parlava, il vento soffiava leggero, come se volesse portare via il suo dolore, ma Cleofa sentiva solo il peso del mondo sulle spalle. Lo straniero li ascoltava con pazienza e, quando Cleofa ebbe finito di parlare, iniziò a spiegare le scritture. Raccontava con tale saggezza e amore che, poco a poco, il cuore di Cleofa iniziò a scaldarsi. Le parole di quell'uomo misterioso avevano qualcosa di speciale, come se dentro di esse ci fosse una luce che Cleofa non riusciva ancora a vedere chiaramente. Arrivarono al villaggio mentre il sole tramontava. Cleofa e il suo amico invitarono lo sconosciuto a restare con loro. Era ormai sera e non volevano lasciarlo andare. L'uomo accettò con un sorriso e, una volta seduti a tavola, prese il pane tra le mani. Lo guardò con dolcezza, pronunciò una benedizione e poi lo spezzò. In quel preciso istante, Cleofa lo riconobbe. Era lui, era il maestro, il risorto. Quel momento che sembrava perduto, quell'amore che credevano scomparso, era lì davanti a loro, vivo e reale. Gli occhi di Cleofa si riempirono di lacrime, ma non di tristezza. Erano lacrime di stupore e di gioia. Finalmente capiva. Il loro cuore non aveva forse iniziato a bruciare mentre parlava con loro lungo la strada? Sì, quel calore era il segno. Ma proprio mentre il loro cuore si apriva alla meraviglia, lui sparì dalla loro vista. Cleofa rimase in silenzio per un momento, incapace di parlare. Non era più triste, non era più solo. Sapeva ora che la speranza non era morta. Lui era vivo. E con quella certezza nel cuore, Cleofa e il suo amico si alzarono in fretta, senza neppure pensare alla stanchezza o alla notte che avanzava. Dovevano tornare indietro, tornare a raccontare a tutti ciò che avevano visto e udito. E mentre correvano, con il vento che soffiava dolcemente sui loro volti, Cleofa sentiva che la sua anima era finalmente in pace.
Non importava più quanto lontano fosse il cammino o quanto buio fosse intorno a loro. Dentro di lui c'era una luce che non si sarebbe mai spenta. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.